Blindo Studios presenta. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sono Vandalo Uni dei traslochi Attila, signora. Allora va bene per oggi subito dopo pranzo? Per il trasloco? Di che cosa? Il suo trasloco, signora. Che ha sbagliato il numero? No, signora, se un Moreno abita lì? Sì, Moreno. È lui che ha ordinato il trasloco. Lui trasloca, signora, cioè non so se lei lo sa. Io non trasloco. Ma voi traslocate? Ma mio marito, io non trasloco. Ma è stato lui a ordinare. Pronto? Sì, pronto, signor Moreno? Sì? Buongiorno, sono Vandalo Uni dei traslochi Attila. Quindi oggi è il giorno del trasloco. Noi veniamo verso le 2:30, le 3, così facciamo una cosa rapida. Dei traslochi a noi? Certo. Lei io no, non mi ha da traslocare. Come non ha da traslocare? Lei ha ordinato il trasloco, scusi se glielo dico, ma qui abbiamo un'ordinazione. A me? Io ho ordinato il certo, trasloco. certamente. Se no perché le avrei telefonato, scusi, non ho capito io. Siamo ditta seria. Voglio mi ha telefonato io. Qualcuno mi avrà telefonato. Ma gli avrà telefonato io vuole. No, aspetti, siccome non ho presa io la telefonata, può darsi anche che qualcuno si sia divertito. Ma lei la mia ha sbagliato il numero. Non vorrei che qualcuno si fosse divertito a farci uno scherzo, sia a lei che a me, capito? No, io. Le spiego. Ma lei che numero l'ha fatto? Aspetti, una persona, questo numero qui, lei si chiama Moreno, quindi torna tutto. Dico, una persona ha telefonato dicendo sono Moreno, ma ha dato tutti i dati, però non ho risposto io. E ha detto appunto, ha lasciato anche il numero dicendo quando venite ditemelo perché sarà fissato per oggi e io volevo confermare che oggi alle 2:30 per fare un trasloco. Io non ho niente. Voi traslocate a Massa Carrara. Voi traslocate a Massa Carrara. Ammassa Carrara io. Ammassa più che a Carrara, sì. Ma Ammassa. no. Sì. Ma io sto a Figline. No, lo so. Sei un Moreno, lo so benissimo. Ma io sto a Figline. Lo so, signor Moreno, la sta a Figline, ma ora sta partendo. Aspetti, la faccio parlare una persona che ha preso la telefonata, così vediamo che cosa è successo veramente. Perché, aspetti, Guglielmo, aspetta a partire. Vieni qua. Dice questo signore Moreno, dice che lui non ha telefonato, vorrei ci avesse fatto uno scherzo. Siccome l'hai presa te la telefonata, parlaci te un attimo e vediamo. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, signor Moreno? Mi dia. Io sono Guglielmo Passeri dei traslochi Attila. Cioè, lei ha telefonato, no? Io ho telefonato. Per un trasloco, uno trasloco, per andare a Massa. Io No, non va a Massa. Ma io per fare che? Io riconosco anche, ma riconosco anche la voce, l'ho presa io la telefonata. Ma guardi, non cominciamo a gironzolare, arrivederci. Io gironzolo dalla mattina alla sera, c'ho ami, lapi e purmi. Povero Moreno, vabbè. Non la richiami perché come fa? Gironzolo, sì. Pronto? No, signora, senta, io... non volevo, però qui se c'è stata la telefonata... Ora, se non si è telefonato... ma io la chiamo a Carabinieri. Carabinieri, dove stralogare voi, mia amica? Ma che traslocare? Che trasloco? Lo stralogo, l'ha ordinato. Ma non di certo, Ma allora, perché questo Moreno fa tanti discorsi e riattacca? Non capivo io. Scusi, ma lei invece di ragionare, Ma perché si deve ragionare? Ma ragionare per vedere se ci hanno fatto uno scherzo, no? Sì, e poi ci vedo bene adesso. Signora, scusa. A mangiare a venire a disturbarci. Ma come? Io non si sta lavorando, io sto per partire. Ho capito, signora, questo sei ormai assodato. Senta una cosa. Ma si faccia lei le sue ragioni. Non capivo, ma qui qualcuno ci ha preso in giro, signora. Lo dice a noi? No, e lo dica a voi perché la dai il vostro nome, il vostro numero. A darci. Come? Che si deve dire? No, che si deve dire? Qui bisogna trovare chi le... guardi. No, bisogna trovare chi le... Oh signora, ma bisogna trovare chi le sta o no? Noi si deve trovare? Certo, l'hanno fatto a voi lo scherzo mio, a me, cioè a tutte e due. L'hanno fatto. Certo, a chi? Se uno dà il nome di un certo Moreno e poi non è lui, vuol dire che ha fatto uno scherzo, no? Ma lei l'ha fatto a lei lo scherzo perché a noi... No, l'ha fatta a tutte e due, scusi, se lo dico. Peggio per E allora perché la piglia con me? Noi chi ci serve? Se la piglia con me che sto lavorando, non capivo io, lei si sta lavorando. Lei assiste, si dice, guardi, noi non siamo... Che c'entra la SIPE, quella è l'altra cosa. L'assiste, ho detto, lei l'assiste.
Lei la insiste. L'assiste, no, io non insisto, io voglio chiarire le cose. Questo l'ha preso da riattaccare. Va bene a chiarire, ma noi ci va bene a chiarire, signora, ma qui se si deve arrivare a capo di se no io arrivo con l'Afe, Duhami e 3 pulmini e si fa il trasloco lo stesso. No, a me. Si straloga. O andrò via a casa mia io. Ma la va a stare a Massa, signora, lo sa, vero? La va a stare a Massa. Sì, va a stare a Massa io. A Massa, sa dove è Massa? Vicino a Carrara. No, io sto qui a Figline, ci sto tanto volentieri. Signora, in dove sta? A Figline. Ma guarda, non avevo capito, sa? A Figline No, ho capito, signora, a Figline come? No, perché c'è tante Figline, c'è Figline di Prato, questa è Figline Valdarno, ecco, lo specifichi, signora, brava, complimenti. Allora, visto che l'ha specificato, vero, la mi ripassi su marito un attimo, che voglio che ci si lasci così, in questo modo traumatico, ne andavo via così come se io... fuori, guardi, tanto ma sì, che volessi, non ci... Insomma, sono cose che succedono nella vita, va bene? Come succede? Se c'è stato sbaglio. Voi siete privati, ma noi si sta lavorando. Lei mi ha visto. Signora, se il principale non avesse telefonato e io venivo lì con tutta la roba lì a fare trasloco, l'era peggio, no? E allora vede, se si telefona ci sarà un motivo, signora. Non ho capito. Ma io che cerchiamo la Massale. No, un Massalie. Tante volte ci telefonano, guardi. Qui io lavoro, guardi signora, io lavoro dalla mattina alla sera, gli straloghi io sono una cosa leggera, capito? Si metta nei nostri piedi. No, signora, i piedi, guardi, si tenga sua. Però voglio dire, la faccia così, signora, mi chieda scusa per il suo marito e siamo a posto. Va bene. Amici più di prima perché non ci si conosce, va bene? Però la mi chieda scusa, via. Va bene, ci scusi lei. Va bene, brava signora, brava, grazie, arrivederci. Ti saluti Moreno. Avete visto come la metamorfosi si sia alla fine prodotta, e cioè dalle scuse che lei voleva da me siamo arrivati alle scuse che lei ha fatto a me, cioè a me nel senso di Guglielmo Passeri. Ma dove sto telefonando? Forse non l'avete ancora capito, vero? Forse non l'avete ancora capito, ma se non l'aveste ancora capito ecco, andiamo da un'altra persona. Telecom Italia. Sì, no, scusi, prendevo solamente la linea. Ecco, grazie, sì, questa si introduce anche, si inserisce. Sì. Va bene. Ecco. Che facevo fare? La bisbetica domata. Dunque, andiamo avanti e vediamo che cosa troviamo qui. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Wanda Unni dei traslochi Attila. Dunque, per il vostro trasloco va benissimo, confermo, per oggi alle 2:30 siamo lì per fare tutto. Scusi, ha sbagliato numero. Ha già provveduto a mettere le cose piccole nelle scatole, così tutto. Scusi, ha sbagliato numero. No, il signor Giovanni abita lì? No. Sì, abita qui, ma non siamo noi. Come no? Scusi, non siamo noi però. Ma dov'è? Mi passa adesso Giovanni che ha fatto quest'ordine di trasloco, signora? Non c'è mio marito ancora. Voi andate a stare a Carrara, lo sa? Ma andate a stare a Carrara. Ma che? È vicino a Massa. Ha sbagliato numero, signore. No, e signora. c'è tanti nei Morandini Giovanni. Senta signora, ma voi a Figline Valdarno, sì. Che vabbè, il vizio di dire tutte le cose vostre per telefono. Siamo tornati ora a questa casa. Sì. Ora appena tornati. Sì, ma nomi, cognomi, post, proprio non reggete nulla, non reggete nulla proprio, è vero signora? No, ascolti, lei ha sbagliato numero. Come ha sbagliato numero e indirizzo. Sì, va bene signora. Ma scusi, come si chiama di cognome lei? Morandini. Ma non l'avevo capito, guardi, complimenti signora. Senta, mi dica anche, non so, qualche piccolo particolare, quanto pesa lei signora? Ma sì, queste cose non mi pesano mai, non lo so. Fa bene a non pesarsi. Arrivederci. Se no, tutte queste brutte sorprese. No, vabbè, ma ora ditemi voi, mi hanno bruciato il luogo. A questo punto io sinceramente sono costretto a andare dall'altra parte.
Cambio luogo, questi sono troppo, come si può dire, boccaloni, diano tutto, no? Perché il boccalone, qualcuno, ormai a livello nazionale, lo indica come qualcuno che ha bocca. Il boccalone in realtà è uno che parla di morto, ma anche piuttosto becero, ma comunque, che boccalone, che parla di tutto e di tutti, anche di se stesso in questo caso, vabbè. Allora facciamo così, digitiamo un'altra località, questa ce la siamo bruciata, poi anche perché non voglio creare fastidi a queste brave persone, e quindi restando in Toscana, dove potrei mai recarmi? Fammi pensare, ecco, sì, sì. Dico bene? Vediamo un po' che succede. Vabbè. Se le affigline sono fatte così, che tu ci devo fare? E poi uno mi disse, poi con tutte le affigline Valdarno? Ragazzi, ma se parlare in questo modo, boccaloni, va bene. Andiamo qui in quest'altra località. Ecco, la linea c'è. Sì, e ancora sì. Ecco, sì. Ma boccaloni, allora va bene. Sì, vediamo un po'. Qui per il momento non vedo nessuno, ti giuro, nessuno. Già, addirittura, no, stavo leggendo una notizia, no. Ecco, andiamo qua giù. No, leggevo abuso di potere in manette 8 carabinieri. Oh, no, scusa, addirittura, E poi dicono la mia sigla quando dice di quell'individuo. No, a volte che si sentono, e poi magari alcuni, solo alcuni. Ecco, pensa che 2 di questi erano comandanti di nucleo operativi, di compagnia. Ma ti rendi conto? Vabbè. Poi mi dicono, chiamo carabinieri, mi dicono, vabbè, chiamali giusti però, cioè la maggioranza, indubbiamente, però a volte si sa mai. Succede nel Brindisino, comunque, nel Brindisino. Qui continua a non esserci alcuno, è per questo che sono costretto ad andare in un altro posto. Ho cambiato posto, non c'è più nessuno. Quell'altro posto almeno c'era qualcuno, però era così boccaloni, sì, vabbè, d'accordo, ok. Va bene, vediamo, proviamo così. Sì, pu. Ecco, sì. E continua a fare numeri, continua a trovare per il momento degli squilli così desolatamente soli, sì, no, via, ho capito. Beh, per capire, quando si capisce, no? È talmente evidente. Ecco, proviamo qui. No, ma tra uno e l'altro, per carità di Dio, non c'è nessun problema. Basta aspettare, prima o poi qualcuno. Ma andavo telefonato in un posto, cioè, sono passato dalla vita alla morte qua, no, nel senso che là almeno a Figline Valdarno, quale Figline? Valdarno, c'era un monte di gente, insomma, almeno c'era, le persone rispondevano, però erano troppo boccati. E continuo qui ora praticamente cercando sempre in Toscana. Ho cambiato la chiamata, ma Dio mio, ma è possibile che basti cambiare posto e si cambia proprio atmosfera? Cioè, c'è più nessuno? È incredibile tutto ciò, mi sembra poco credibile. Peraltro, io sono qua che aspetto con una certa tranquillità, insomma, se no mi tocca cambiare un'altra volta, Oh mamma, vedete, colpa di quelli di Figline, sono troppo boccaloni. Io potevo andare avanti lì tranquillamente, no? Trovavo persone simpatiche anche, purtroppo, però vedi il problema qual è? Il problema è proprio questo, qui
quante ne ho fatte? 4, 5, 6, senza trovare nessuno, tutte di seguito. Ora però sai, prima o poi, ora, no, sì, no, ora, sì, no, come mai, ragazzi? Cosa sta succedendo? La nostra Toscana, vedete, noi diciamo che in Italia ci sono differenze fra il nord, centro, il sud e così via, ma guarda che anche nella nostra Toscana abbiamo un bel campionario, e ci sono campionari di nulla. Va bene, io continuo, sai, tra l'altro il prefisso è lo stesso, voglio dire, non cambia il prefisso, cambia invece tutto, proprio tutto. Evidentemente, quante persone abbiamo trovato da che ho cambiato località? Purtroppo nessuno. Pronto? Pronto, sì, buongiorno, sono Vandalo Uni dei traslochi Attila. Per il trasloco va bene oggi alle 2:30, confermo, veniamo. Mi sa che deve aver sbagliato il numero. Ma, scusi, signor Faliero abita lì? Sì. Lei chi è? Sono la figlia. È la figlia. È maggiorenne? Sì. No, per essere sicuro di parlare a una persona maggiorenne. Ecco, no, volevo dire, il punto è questo, lui ha fatto una richiesta di trasloco per oggi. Una richiesta di trasloco? Sì, voi andate a stare a Filine Valdarno. No, mi sa che ha sbagliato il numero. No. Qua, il Faliero mi ha dato questo numero, qua ha parlato col mio aiutante, qua. Cioè, no, che gli devo dire? Ora non c'è lui, No. E quando torna? È andato al lavoro. Torna in serata? Come in serata? Ma se oggi alle 2:30 deve essere fatto il trasloco. Signora o signorina? Signorina, ma signorina. Sicuramente ci deve essere stato un indisguido. Un indisguido? Un disguido. Un disguido. No, guardi, il problema è questo, che noi si deve venire comunque, perché abbiamo i nostri tempi, poi abbiamo anche altri traslochi. Voi andate a stare a Filine Valdarno, ma forse lei non lo sapeva? No, guardi, mi scusi. Non lo sapeva lei? E suo babbo non gli ha detto nulla. Ma mi scusi, ma come sarebbe a dire? Questa ragazzuccia che lavora da me. Ma non ho capito, non si sta lavorando e la riattacca. È l'unica che ho trovato per una richiami. Vedrai Nini, vedrai. Pronto? Pronto? Sì? È sempre lei? O è un'altra? Ma scusi, ma lei chi vuole? No, senta, io stavo parlando con la figlia di Faliero poco fa. Lei invece? Sono la moglie. La moglie? Ecco, poteva passarmela anche prima questa ragazza. No, ma Insomma, siccome Faliero deve fare questo trasloco... Ma trasloco di cosa? Della casa. Voi andate a stare a Filine Valdarno. No. Voi andate a stare a Filine Valdarno, glielo dico io. A casa di Morandini. Che ci posso fare? Ma senta, io che ci posso fare? Qui è stata fatta un'ordinazione, è stato dato questo numero, dice chiamatemi per conferma, noi confermiamo, oggi alle 2:30 veniamo con tutto il necessario per traslocare. Senta, ma lei mi sta prendendo in giro? No, la richiamo fra 5 minuti, ora controllo. Pronto? Sì, pronto, sono sempre Vandalo Uni dei traslochi Attila, mi può passare sua madre per favore? No, sono io? E lei, mi scusi, sembrava la figlia. Ha una voce così giovanile, signora. Sì, Sì, davvero. Ecco, senta, signora, allora, come la mettiamo? Ho fatto una ricerca qui, per vedere sulle ordinazioni. C'è questo signor Faliero che ha fatto questa telefonata e ha lasciato questo numero qui per richiamarlo. Ma ordinazione di cosa? Di un trasloco. Ma io guardi, per andare a Filine Valdarno. Ora io praticamente... Ascolti, ora gli passo mio marito che così almeno la chiarisce allora con lui. Allora pensavo non ci fosse. Allora meglio. No, sta arrivando ora, glielo passo. Bene, grazie. Almeno chiarisce con lui. Ma speriamo non sia uno scherzo, via. Ma io pensavo proprio uno scherzo. Ma allora ce l'hanno fatta tutte e due. Penso proprio di sì. Il problema è glielo questo. passo. Grazie. Pronto? Signor Faliero, buongiorno. Sono Vandalo Uni dei traslochi Attila. Senta, qui stavo parlando con sua moglie, ma purtroppo qualcuno non so se l'ha fatto lei, ma a quanto pare no, qualcuno ha fatto un'ordinazione di un trasloco per oggi a nome suo. Io no, di sicuro. Cioè, per andare a stare a Filine Valdarno, cioè cambiare casa. Ora, capisco che la cosa può essere vera, cioè, nel senso, ma può essere anche che qualcuno si sia divertito a telefonare a noi con il suo nome e il suo numero.
guardi, questo non lo so. Io non ho ordinato nessun trasloco. È sicuro? Oh, guarda, facciamo così, la faccio parlare con la persona che ha preso la telefonata e così cerchiamo di capire, magari anche se lei ha in mente qualcuno che potrebbe aver fatto uno scherzo a nome suo, insomma, sa. Aspetti un attimo, vai, Guglielmo, vieni qua, Guglielmo, aspetta a partire, no, perché qui questo signore dice che proprio lui non c'entra niente, dice che casca dalle nuvole. Parlaci te che ha preso la telefonata. Ma come? Io stavo per partire. Aspetta, pronto? Sì? Sì, buongiorno, sono Guglielmo Passeri dei Traslochi Attila. Allora, io ho ricevuto una telefonata da questo signor Faliero, che mi ha dato questo numero qui che stiamo facendo adesso, dicendo che oggi doveva fare il trasloco per andare a Figline Valdarno. Ora, è stato lei? No, io mi chiedo. Ma sta scherzando? Ho 50 anni, io mi permetterei mia di fare ma la si rende conto? No, a 50 anni si può fare anche un trasloco, voglio dire, no? Sì, si può fare un trasloco se ecco. ha bisogno, ma io ringraziando Dio non ho bisogno di fare. Poi la verità, io le devo dire una cosa, e riconosco anche la voce è di molto uguale alla sua, la mia voce la può mettere, la può registrare, la può confrontare, io ho telefonato per fare No, via, facciamo scherzi, via. Ora, se l'ha fatto uno scherzo mi fa anche, guarda, a 50 anni si può anche fare uno scherzo, non è niente di male, però la melodia almeno. Stai scherzando? No, perché mi fa perdere il posto, io qua ho preso la telefonata, siamo tutti pronti. Siamo tutti pronti, Madonna Mona, per partire, e ora qui lei la mi fa. Venga pure, perché non lo faccio. Allora guardi, se la mette così da mi dire in faccia, a me non mi va bene così. Io sto lavorando, sto cercando di chiarire una cosa, lei la mi tira in faccia, mi dice eccetera eccetera, io vengo, ho già svuotato là per 2 anni e 3 purmi, ma si riempie con tutta la roba vostra e vi porta a Figline Valdarno da certo Morandini. No, lei non mi porta a Figline Valdarno. No, la porto sì, che la crede io sia io a lavorare a fare il bischero, No, io lavoro di molto sodo, dalla mattina alla sera, e a me queste cose non me le devono fare, capito? 50 anni, 20 anni, 30 anni è lo stesso, no? Non c'è nessun problema. Lei la mi dica, ho fatto uno scherzo. Vabbè, se la me lo dice. Non ho fatto scherzi di niente, ma sta scherzando. Io sono una persona di spirito, se la mi dice ho fatto uno scherzo, va bene. Non ho fatto scherzo di niente, non ho fatto allora si fa il trasloco, se non me lo dice vuol dire che non ha fatto lo scherzo, allora non è vero, allora vengo. No, allora vengo, no, ci penso io. Allora, ragazzi, siamo pronti sia da questo signore, vai, forza, si parte. Lei la fa bene a non venire qua su, guardi. No, vengo qua su, qua giù, in tutti i posti, c'ho tutto l'indirizzo, non si preoccupi. Lei, entro stasera la strada è Morandini, ha capito? Niente Dio, ho capito? Va bene, venga pure a fare il trasloco. Oh, d'accordo. Oh, ragazzi, si parte. Arrivederci a fra poco. A fra poco, venga pure a caricare. A fra poco. Dice, lei l'ha telefonato e io vengo su, fai il trasloco. Madonna, fai il trasloco. Ma lascia l'indirizzo anche? Si sa, vieni a caricare. Babbo, ma non... Oh babbo. Vabbè, abbiamo avuto anche la codina, si è avuto la codina, via. Ora hanno un bel argomento di conversazione, insomma, stanno meglio adesso, babbo, e sei crudo, babbo. Lui la buttava più sullo scherzo, la figliola era un pochino, insomma, come dire, babbo, via, che tu fai? Va bene, d'accordo, chiudiamo il discorso degli sdraloghi, e andiamo a fare un altro discorso, che non so quale sarà, perché? Perché entriamo nella cosiddetta ruota libera, e la ruota libera, sai, è una cosa a 1000 facce, sì. A thousand faces, sì. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno. Ma che c'è Ultimino? Chi è? Ultimino cerco. Ma mi dice lei chi è? Penultimino. Lei si chiama Ultimino? No, io mi chiamo Penultimino. Penultimino? Rappresenti Penultimino. Penultimino, devo parlare con Ultimino. Che c'è Ultimino? No, non c'è qui a casa. E quando viene? Lui prima del fine settimana non c'è mai. E dove va? Va a lavorare. A che lavora tutta la settimana? Sì? Sempre fuori? Sì, fuori. Ultimino, ma lei chi è? La moglie? Io sono la moglie, sì. Ah, pensa te, la moglie d'Ultimino. Sì. Ma senta una cosa,
Anche io c'ho una moglie, sa? No, siccome, il suo marito sta più tranquillo, perché lui è l'ultimino, io sono il penultimino e ho sempre paura che lei la vada a letto con ultimino, capito? Mi scusi, ma sta scherzando? Vuoi pigliare in giro qualcuno? No, non voglio pigliare in giro nessuno, signora, ma siccome io sono penultimino, ho sempre paura che lei se la faccia con qualche ultimino, capito? No, ma lei mi sta proprio a scocciare, No, ma come, signora? Perché? No, lei... È una paura mia sua. Lei la sta con ultimino, ormai ultimino è tranquillo. Più che ultimo, pronto? Più che ultimo, sa voi, ma io sono penultimo e mi preoccupo, no? Bisogna la richiami, ma mi preoccupino, sì, l'ultimino. Pronto? Sì, pronto? Sì. Buongiorno, senta, no, io cercavo ultimino, ma mi hanno detto che non c'è. Ma vattene a cagare, dai. Ma come si permette? Ma hai sentito? Andiamo avanti, sì, anche perché qui si trova un po' la gente, quindi bisogna sfruttarli e spremerli come un limone. Sì, pronto? Io sono penultimino. Mi sa che dovrò andare dove ha detto lui, però l'ho già fatta, quindi sai che faccio? O dall'altro, Vabbè, d'accordo, ok. Sì, perché uno che si chiama Ultimino va bene, è tranquillo, tanto c'è l'Ultimino con la sua moglie più di lui, e mentre uno si chiama Penultimino ha sempre paura che Ultimino gliela freghi. Lo sai come me, è così, no, è così. Oh no, no, non è così, ma non importa, che sia o non sia, questa è questione di fantasia con la S così, fantasia, sì o non sia fantasia, sì, avevo fatto un altro numero, andiamo a vedere se qui ancora non si trova nessuno, oppure se qualcuno finalmente in questo posto si appropinqua verso casa. Niente, è vero che infatti, effettivamente bisogna dire che, sì, vabbè, non importa, ecco, ho fatto un altro, un nome mi accorgo ora completamente straniero, nome e cognome stranierissimi, direi tedeschi, sì, tedesco e bischero, no, mi ha detto, cioè sta in Germania con questo freddo, sta in Germania, ma vieni qui, fa freddo anche qui per la verità, cioè insomma, capito, per cui ecco qui viene forse d'estate, capito, sì, mentre ora magari sarà disperso alle Maldive. Dunque, vabbè, ok, andiamo qui, via, è un posto pieno di assenze, vuoto di presenze, devo dire, peraltro le presenze, insomma, queste rare presenze, no, dai, ma per piacere, ecco, vabbè, qui, dai, insomma, io faccio dei numeri e sono anche osteggiato dalla signorina registrata. Pensate un po' in che modo, in che condizioni debba io, è un 5 o un 6, scusa, è un 5 o un 6? È un 5, debba io lavorare, debba io muovermi, ecco. Sì, che tu, siamo in Toscana, questo ve lo devo dire, siamo in Toscana, è la nostra puntata toscana oggi, subito al lunedì, ma sì, ma dai, perché no, ma purtroppo però sai com'è, questo non c'è, quell'altro non c'è, mi rallentano tutto il sistema qui, ma non capisco come mai, vabbè, ci sono dei posti dove c'è un sacco di gente, dei posti dove la gente non c'è. Eppure non è che sia un posto questo dove, insomma, particolarmente, insomma, vabbè, sarà un posto di stagione, dove la gente abbonderà d'estate, no, ma non, vabbè, insomma, mi sembrava, non importa, d'accordo, mi sembra una ridente località toscana, come ride. Purtroppo però vedo che qui si ride fino a un certo punto, perché non sono più riuscito a trovare nessuno. Da un po', dopo ultimino. Sarà mia sa l'ultimino davvero oggi, Va bene, vedo che andiamo proprio
molto bene, molto bene così, sì. Sì, vabbè. Io devo stare, aspetta, qui cambia addirittura, Come mai? Sempre stessa località, ma cambia il prefisso. È come se cambia moltissimo, ma, no. Io Informazione credo... gratuita. Ecco, sì. Attenzione, sì, attenzione. il numero selezionato è inesistente. Ecco, mi sembrava molto strano. Senti, io non so più, ma questo posto, ma io mi domando, vabbè. Ecco, vabbè, proviamo qui. Ecco. Prendiamo il nostro bel prefissone, ecco. Tutta colpa dei boccaloni di Figline, ecco. Potevo stare lì tranquillamente, trovavo un monte di gente, no? Ma dei Figline, guardate, Morandino, insomma, ma io non lo so, ma abbi pazienza, sì. Pronto? Ah, sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono un amico di Oliviero. Sì? Ecco, lei la moglie? No, sono la figlia. Ah, la figlia, meno male, proprio con lei volevo parlare. Io gliel'ho detto a Oliviero, non so se gliel'ha accennato, ma io la voglio sposare. Ma io sono già sposata. No, non importa, questo non ha nessuna importanza per me. Io posso aspettare anche i tempi del divorzio, ma intanto ci fidanziamo. Oliviero è d'accordo. Senta, se ha voglia di prendere in giro mi dispiace, ma proprio no, guarda tesoro, io ho già parlato e anche, insomma, Oliviero ha preso i soldi che doveva prendere, perché io, insomma, ti ho comprata, insomma, praticamente. Sì, ma smetta di dire stronzate, per favore. Ma come stronzate? Ma scherzo davvero, ma come? Ma figuriamoci. No, ma Oliviero mi ha venuto la figlia, va bene, si piglia i soldi e non mi dà nulla, allora? Che sistema è questo qui, Ma la richiamo questa qui, Ma è incredibile. Oliviero. Pronto? Sì, pronto, parlo con Oliviero? Chi parla? Sì, sono Aristide. Ma pronto? Sento un rumore sulla linea. Come mai? Non lo so. Prima non lo sentivo, stavo parlando con tua figlia. Oliviero. Chi è lei? Sono Aristide. Che dice? Ma che dice? Cioè io ho pagato e voglio la signora, la voglio per me. Ah sì? Sì. Va bene, la prenda pure? Sì, no, pagare ho pagato. Vede che lei è d'accordo. Per Dio. Insomma, voglio dire. Guardi, mi dispiace, ma io sto mangiando. La convinca sua figlia, perché io non posso andare avanti così, Ho pagato. Ecco, guarda un pochino. Ma come mai era così disturbato improvvisamente? Ho richiamato naturalmente, poi non c'è nessuno a questo posto. Quando trovo uno bisogna che lo richiami fino a esaurimento scorte. Sì, già. Sì, pronto? Pronto? Sì, chi è? Il marito? È il marito? No, lei chi è, scusi? No, io parlavo prima con la figlia di Oliviero, poi con Oliviero, e adesso non so con chi stia parlando. In ogni caso, siccome ho pagato Oliviero, lui mi ha ceduto la figlia, perché me l'ha venduta, insomma, praticamente. Ascolti, io le volevo dire una cosa, la smetti di rompere i coglioni o chiamo la polizia, poi la rintraccia. Un haccherino, ma smettila questa vocina nasale, ma cosa vuoi? Ma come? Perché prima mi vendono la figlia, la moglie o chi è questo, il fratello, se poi poteva essere chi voleva, capito? E poi mi fa il naccherino che io richiamo. Sì, ma che sistema gli è codesto? Io non capisco, uno vende, prende soldi e io voglio la merce, Io voglio la merce. Ha capito? Lascia stare. Io ho pagato e voglio la mia merce. Gliel'ho messa in bocca, la risposta, non so capace. Voglio la merce. L'ultima volta. La rimetto in bocca un'altra volta, poi basta. Pronto? Voglio la mia merce.
merce, ha capito? Voglio la mia merce. E se duri ancora un po' te la do io la merce, chiamo i carabinieri. Ma la merce, sì, ma guardi, io ho pagato, la voglio, ho pagato Oliviero, ha preso i soldi, mi ha venduto la figlia, io la voglio. Imbecille. Voglio la Guarda, continua ancora, poi vedrai che ti torni subito. Voglio la No, non ce la fa. Non ce la fanno. Tu. Perché questo rumore? Perché ci sono, purtroppo è il rumore che prevale. Non ha riattaccato. Sento le voci. Ma è inascoltabile, veramente mi fa male all'orecchio e mi fa male al cuore. Ho perso la mia donna, eppure ho pagato. Vedete come si fa? Si fa così a fregare le persone. Vabbè. Via, facciamo un'altra telefonata, che ti devo dire io? Ma guarda un pochino. Diamo tutti questi motivi di discussione, questi argomenti a queste famiglie, altrimenti morte, stramuorte, vabbè, la mer, no, non l'hanno presa al volo la mer, la ra 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 la mer. La ri ra 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 Charles la mer. Sì, è un omino, ha fatto una canzone che bastava per tutta la vita, è vero? È invecchiato, arricchito con la merde, no la mer, il mare, la mare, perché per loro è femminile. Pronto, Tamara? Sì? Almeno tu nell'universo, Tamara. Meno male. Mi hai riconosciuto, vero? Sì. Meno male che esisti, Tamara. Perché? Perché io non ce la faccio più, il mondo, la vita, le donne, le mogli, basta. L'unica persona a cui io penso sei tu, Tamara. Io non lo riconosco. Quella che mi può salvare dallo squallore di questa vita, da questa vita disgraziata, dove tutti vogliono comandare, tutti vogliono essere preponderanti nei miei confronti, ma io mi rifugio in te, nel pensiero di te, Tamara. Io penso a te, Tamara, Amara. Anche se hai la tetta amara, va bene lo stesso. Vuol dire non te la leccherò. Oh, Tamara, io voglio incontrarti per definire la nostra situazione, Tamara. Bravo. Mettiamoci insieme, andiamo via da questo posto brutto e pieno di maldicenze, di persone che non si fanno i fatti propri, Tamara. Ma ho ragione o no? Ho ragione? Prendiamo e andiamo via di qua, via, io e te soli, via. Andiamo, prendiamo, guarda, io ho i soldi, non ho problemi, vieni via con me, Tamara. Lascia tutte queste convenzioni, tutta questa gentaglia che ci sta intorno, via, basta, questi paesini pieni di chiacchiere, di maldicenze, via, andiamo nel mondo a vivere veramente la nostra vita. Non è mai troppo tardi, Tamara. Ascolta, ma chi sei? Io penso solo a te, Tamara, solo a te, Amara. Io non lo so, ma io guarda, per te farei qualsiasi cosa, chiedimi e io lo faccio. Bravo. Chiedimi una cosa. Chiedimi una cosa e io lo faccio. Sì. Chiedimi una cosa, Tamara, una sola. Sì, è Radio Blu. Chiedimi la frequenza. Questo non lo so. Tamara, ti amo, Tamara. Purtroppo sì, non era vero, non era un uomo che ti voleva portare via. Lo so, era un'illusione, una pia illusione. Peraltro brava, Tamara,
brava perché dentro di te hai lo spirito dell'evasione. Se ascolti tale radio, specialmente in tali orari, con tale conduttore che fa tali telefonate. Infatti. Quindi Tamara, purtroppo non è vero, anche se ti auguro di trovare un uomo così prima o poi, che ti porti via dal paesino e dalla maldicenza di tutta questa gentaglia che è inferiore. Però purtroppo per il momento queste cose, sull'elenco telefonico, Tamara. Cara Tamara, ti abbraccio, mi raccomando, continua a essere così come sei, perché ascolti me. Gli altri, a volte quelli che non ascoltano, sono tutti cupi, tutti gli girano le palle, capito? Perché Tamara, solo tu, io quasi vengo davvero e ti porto via, ma sì, ti porto via nel mondo, via lontano da queste bassezze, da queste gentucce, senti un po'. Beh, ciao Tamara, alla prossima. Non so se ci sarà mai, ma comunque resta con me, almeno all'ascolto. Ciao Tamara. Ciao. Che carina la Tamarina, sì, penso solo a tetta, Mario. Non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.